kids. Hola! Buonasera a tutti gli sportivi presenti qui in via Petracco Borgo San Sergio. Il signor Antonello Brandi, gruppo arbitri Coppa Trieste, ha dato il via da una trentina di secondi a questo secondo spareggio Crese Cup, ottavi di finale. Edil Muggia in casacca gialla che prova subito adesso la botta e c'è il gol! La deviazione abbastanza involontaria di Montebugnoli sul tentativo provato dalla distanza di Puzzer. E subito vantaggio, quindi 50 secondi di gioco. Avanti Edil Muggia contro Marea Rive, nemmeno il tempo di dire chi era la sfidante. E subito gol del vantaggio Montebugnoli. Deviazione quasi alla Inzaghi, stile Milan-Liverpool, finale di Atene 2007. Se la ritrova tra i piedi praticamente, riesce a servire Del Vecchio che parte palla al piede. Scarico a sinistra per Bussani. Ancora Del Vecchio, un po' di spazio, vuole il mancino, controlla Jugovac, pallone che non si perde alto di moltissimo. Un paio di rotazioni in panchina per Marea Rive, un po' più lunga invece la coperta a disposizione di Edil Muggia. Rincorsa di Montebugnoli, attenzione davanti alla linea di porta, arriva questo tiro, ancora deviazione e ancora gol. La prima l'ha deviata lui, la seconda è riuscito a trovarla con questo rasoterra su punizione. Possiamo tranquillamente però assegnare a lui anche questo gol, anche se la deviazione ha completamente spiazzato Vercon. Conferma Brandi, allora 2-0, doppietta di Montebugnoli che nelle ultime gare ha iniziato a prenderci gusto. Ora il pallonetto provato profondo, c'è Godas in anticipo su Puzzer, c'era l'intercetta. Prova a riproporre Bussani, palla dentro, il lavoro con Jugovac, grande parata sulla zampata provata da Stovanovic. Che intervento di Jugovac. E poi salvataggio alla disperata sul tentato tap-in di Miot. Del Vecchio cambia fronte verso Godas. Si fa vedere, riceve Miot, centrale, prova l'1-2 in bello stile Stovanovic, pallone di ritorno un po' lungo, resiste Miot, tocco dentro. Che caparbietà, che carattere del numero 2 di Marea Rive. Bocconcino da appoggiare in porta, letteralmente per Del Vecchio. 9 minuti e mezzo, riaperta questa sfida valida per gli ottavi Crese Cup. Gol di Del Vecchio, ma di fatto possiamo dire gol di Miot perché ha fatto quasi tutto lui. Con Stovanovic. Può ricominciare la squadra in maglia bianca. Adesso bello il tocco di Del Vecchio, preciso. Il sacrificio di Montebugnoli, attenzione, pallone alzato, c'è Stovanovic che si coordina, non riesce a centrare lo specchio della porta. Occasione viziata da questo flipper tra i giocatori di Edil Muggia che sembrano aver perso un pizzico di tranquillità dopo il gol incassato. Allora Del Vecchio ha messo lui in porta la sfera dell'1-2. Poi Bartoli per Godas. Miot, largo Stovanovic, pallone profondo per Del Vecchio che prova la girata. Jugovac con sicurezza. E anche un po' per il nostro fotografo Sergio Lautiz, era a bordo campo. O almeno l'avevamo visto prima. Alla metà esatta del primo tempo, 12:30 sul cronometro. 2 per chi attacca, 1 per chi difende. Mentre sui campi di via Petracco, a pieno regime Crese Cup. Ora Fichera da fuori area. Palla che rimbalza davanti a Vercon, che si salva. Non era facile questo intervento. Subito improvvisa la girata, la battuta verso la porta di Fichera.
Vede l'inserimento di Del Vecchio, chiude tutto però Vescovo. E allora Bussi prova a fiondarsi sulla palla vagante, Fichera resiste a una carica. La sterzata, vuole aspettare che arrivi qualche compagno, gli lasciano il fianco libero, il destro. Ci hanno pensato un po' troppo quelli di Marea, che si aspettavano il pallone dentro per Bussi, e Fichera invece non si è fatto certo pregare. Calcio d'angolo, altra buona situazione per Edil Muggia. Pallone teso, mette fuori Del Vecchio. Tra Godas e Massimo Bussi. Ha vinto quest'ultimo, anzi no, ha vinto Godas che adesso è in possesso palla. Occhio adesso al buco di Vescovo, Stovanovic, Jugovac si salva. Paratone, difficilissimo. Anche perché il tiro poteva prendere qualsiasi tipo di direzione, Jugovac reattivo più che mai. I ragazzi si rappacificano subito con lo spirito giusto. Adesso Cerar sul punto di battuta. Di Sciacca a sinistra, Vescovo a destra, due in barriera. Ingorgo davanti all'area di porta. Tocco per Vescovo col destro. Sembrava bene indirizzato questo esterno. Sfera che invece scappa appena alta. Cercato la potenza ma ha trovato anche quasi la precisione. Adesso prova la chiusura, però buona la sponda di Stovanovic, Cerar. Ancora Jugovac, si stacca Bussi che vuole farla passare, riesce lo spunto su Godas, Bussi accelera, il tocco con il destro e arriva il 3-1 del flaco Massimo Bussi. Quasi 22esimo. Forse Godas aveva intuito le intenzioni di Bussi che però ha fatto passare questa palla e poi se ha 10 metri di spazio e accelera. Tanti saluti a tutti quanti. Poi freddissimo anche nel piatto destro. 3-1 in grande stile di Bussi. Adesso ritorniamo però sulla partita. C'è Del Vecchio col sinistro. Jugovac che parata. Pallone gli salta davanti praticamente all'angolino basso e riesce a metterlo fuori. Paratone ancora. Già la seconda di una certa entità per Jugovac. Ora rimessa per Giorgi, va morbido verso Miot, stacca altissimo Cerar. Sfera però ben distante dai pali della porta di Jugovac. Finisce qui il primo tempo, dice Brandi, un minuto di recupero scarso. 3-1 per Edil Muggia. Reti di Montebugnoli due volte dopo un minuto e dopo 5 minuti. Il 2-1 provvisorio di Del Vecchio al 10° e Bussi con una perla delle sue al 21° a ristabilire il doppio vantaggio. Avete sentito un estratto dell'inno Crese Cup mentre si ricomincia qui sul campo 1 Borgo San Sergio. Secondo tempo del primo dei due spareggi previsti questa sera, ottavi di finale Crese Cup, Marea Rive e Maglia Bianca contro Edil Muggia, Casaccati chiaramente. 2-1, anzi 3-1 per i Casaccati a fine primo tempo. Subito recupero di Fichera. C'era Bussi che si stava infilando centralmente, ha voluto invece Petrini e c'è l'intercetto così per Marea. Poi Marchetti, buon primo passo, prova ad andarsene, Cerar gli sbarra la strada. Giorgi, davanti a lui Cerar, duello con Stovanovic e Vescovo. Ancora Marchetti, Stovanovic sulla bandierina praticamente, Vescovo ci mette il corpo, fischia Brandi, punizione per Marea. Ora nuova impostazione per Marea Rive, Marchetti largo a destra, Miot gioca corto. Adesso il lancio lungo proprio per Marchetti che si infila col giusto timing. Bravo Vescovo però. Poi la coordinazione col tiro di Giorgi sporcato da Vescovo proprio davanti al portiere. Arriva il calcio d'angolo per Marea che è partita molto molto bene in questo secondo tempo. Ancora il tocco dentro Del Vecchio. Nuovamente angolo. Quarto minuto di questo secondo tempo. Ancora 21 da giocare. Un'eternità nel pallone. Mentre Puzzere e Montebugnoli dopo aver rifiatato un po' fanno riscaldamento. Cerar, deviazione di un giocatore in maglia bianca. C'è però Vercon con sicurezza. De Bosichi cerca guai portando palla. Trova comunque un fallo.
Marchetti per Del Vecchio che è tornato a sinistra, perde però il controllo del pallone. Allora può lanciarsi Fichera col destro, Giorgi decisivo. Scivola sul sintetico di Via Petracco ma impedisce a Fichera un gol quasi fatto, quasi. Ancora la rimessa laterale del Petrini, si infila Albertini in mezzo a tutti. Fuori per Vescovo, destro potentissimo, Vercon. Quasi a difesa del corpo, riesce a salvare. Un buon momento di pressione però per Marea Rive, che un paio di volte in contropiede ha scoperto il fianco, ma non potrebbe essere altrimenti. Bel lavoro intanto di Stovanovic, palla interessante, Marchetti. Vuole lo spazio su Albertini, Del Vecchio col destro. Stavolta ci ha provato con l'altro piede, la tiene comunque lì Jugovac, praticamente perfetto in questa partita fin qui. Incolpevole sul gol subito. È molto presente in 3-4 circostanze. Adesso attenzione, Marchetti lo vuole scartare ancora Jugovac. E Paratone comprensibilmente sottolineato dall'applauso scrosciante del pubblico. Ancora Del Vecchio. Giorgi. Poco oltre la metà campo, cerca il destro, Jugovac, ancora lui. Questo era un tiro da distanza notevolissima, ma non è stata affatto una parata facile. Per la finta di Stovanovic, veramente sapiente. Accorcia su di lui Vescovo che gli porta via il pallone, poi contrasto durissimo ma sul pallone tra Marchetti e Vescovo. Del Vecchio, sinistro, Bolide. Palla che si perde fuori. Che bomba lì Del Vecchio. E qui avesse inquadrato lo specchio, non so Jugovac cosa avrebbe voluto fare. E ora piazzato, distanza insomma media, ma da lì si può cercare sicuramente la porta. Occhio a Giorgi e Vescovo davanti a Jugovac. Parte la rincorsa di Godas. Il suo destro che passa. Sfila però largo con l'effetto ad uscire. 21:30 sul cronometro, rientra Massimo Bussi al posto di Montebugnoli, protagonista comunque del break iniziale che si sta rivelando in fin dei conti decisivo. Devastante la sua azione personale in occasione del momentaneo 2-1 di Del Vecchio. Adesso Fichera, spazio per Albertini. La deviazione, che parata di Vercon. Un po' pigro qui Miot che forse appena entrato non si era avveduto di Albertini tutto solo. Tiro deviato ma grandissima parata del portiere di Marea. Alex Bussi, contatto a gamba alta con entrambi. Vediamo Brandi cosa decide. Premia l'attacco. Del Vecchio. Molto bravo Fichera che con sacrificio si mette davanti all'avversario e riconquista palla, poi girata a metter fuori. C'è Bussi da quest'altra parte, c'è anche Puzzer, il tocco di Bussi proprio per Puzzer, l'uscita del portiere. Puzzer lo supera, il destro, incredibile! Non ci crede lui, figuratevi voi, noi. Ha scartato tutti praticamente, porta vuota. Ha fatto una roba molto più difficile. E poi al posto dell'appoggino voleva scaraventare di potenza, ha sparato alto.